Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, sono le 12 in punto e come sempre noi siamo qui per raccontarvi le notizie del Veneto, dal Veneto con Focus TG. Oggi puntata edizione di Focus TG che è molto particolare, una edizione straordinaria che vi terrà compagnia fino alle 13:45, quindi versione extra large. Perché? Perché fra poco meno di 45 minuti ci collegheremo in diretta per l'audizione ministeriale che vede protagonista la città di Vicenza, candidata a diventare capitale della cultura 2024. Ebbene, verrà svelato il progetto, verrà presentata insomma questa candidatura a poche ore, proprio a pochi giorni dalla decisione finale che si saprà insomma a breve, e quindi questo è il rush finale. Si giocano le ultime carte, si lanciano le ultime frecce. Ebbene, noi seguiremo da vicino questa audizione ministeriale nella quale appunto verranno svelati tutti i dettagli del progetto e si capirà effettivamente qualcosa in più sul futuro di Vicenza come appunto candidata finalista a diventare città capitale della cultura 2024. Quindi restate con noi perché sarà una edizione di Focus, come vi dicevo, davvero molto particolare, molto suggestiva, emozionante. Insomma, poi vivremo e vedremo delle immagini davvero mozzafiato, molto coinvolgenti. Però prima c'è la cronaca, prima c'è il nostro TG nel quale vi racconteremo tutto quello che è successo e sta succedendo qui da noi, qui in Veneto. Ebbene, apriamo questa nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione con una tematica che noi stiamo seguendo molto da vicino, la tematica del rincaro dei costi, il rincaro delle bollette, delle materie prime. È un problema che interessa famiglie, aziende, imprenditori, associazioni. Ebbene, noi siamo stati nel Trevigiano per chiedere ai cittadini, per chiedere ai residenti come si stanno organizzando, quali sono le contromisure per appunto contrastare il rincaro delle bollette. Vediamo. A noi ci è aumentata una bolletta di 1.500 euro. Di che bolletta era? Della corrente. Corrente? Sì. Quindi lei ha dovuto pagare 1.500 euro nell'ultima fattura? Sinceramente ancora non le posso pagare perché è troppo il prezzo della corrente. Sto cercando di pagarmele a rate. Certo, ma rispetto all'anno scorso com'era, scusi, l'anno scorso la bolletta? Era l'anno scorso, non era come quest'anno, è tutto aumentato, tutto. No. In questo momento ancora non ho ricevuto la nuova bolletta. Quello che posso dirle è che mi attendo una bolletta salata, ma non so se sono suggestionata dalle notizie. A me sembra che soprattutto nella vita quotidiana il costo sia aumentato, proprio il costo della vita è aumentato, in tutto. Dobbiamo andare a lavorare, quindi dobbiamo necessariamente prendere l'auto, si cerca di limitare le corse quando possiamo in città, ma le cose necessarie vanno fatte. Di quanto è stato l'aumento rispetto all'anno scorso della sua bolletta? Beh, diciamo abbastanza importante, io direi un buon 50%, sì. Questa si parla di elettricità? Più che altro di gas. Di gas. Io ho notato la differenza sul gas, sì. Le bollette, quelle grosse, devono ancora arrivare, per fortuna, però hanno detto che hanno aumentato tantissimo, il 55%. Guardi, io non capisco, proprio la pandemia, la guerra e anche che aumentano in questo modo le pensioni, però non è? Nella bolletta del gas. Quanto hai dovuto pagare? Quanto le è arrivato? Da 450 a 865. Una bella differenza, questo era rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso, sì. E cosa ne pensa, insomma, come riesce ad affrontare questo aumento? Per fortuna abbiamo 2 stipendi buoni e quindi riusciamo a permetterci di far fronte alle bollette.
se no sarebbe stato difficile. È raddoppiato dall'anno scorso e l'unica cosa è cercare di andare a mettersi via qualcosa per qualsiasi evenienza, e questa ad esempio è un'evenienza dove appunto riesco a far fronte. Luce e gas, soprattutto gas. Quanto le è arrivato da pagare? 3 volte il doppio. Rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso. E come riesce a affrontare questo aumento? Finché ci sono soldi lo faccio, quando non ce ne sono più, viva Gesù, non so cosa fare. Per la benzina un aumento eccezionale, vergognoso. E allora, vi avevo annunciato che seguiremo da vicino questa importantissima audizione ministeriale. Sono ore decisive per la candidatura di Vicenza a diventare ufficialmente capitale della cultura 2024. È davvero il rush finale, il traguardo è a portata di mano. Noi siamo collegati in diretta con il nostro collega Carlo Alberto Inghileri in compagnia del primo cittadino di Vicenza, e allora cediamo subito la linea proprio al Teatro Olimpico di Vicenza per andare a respirare insieme queste emozioni, questi minuti concitati a davvero poco meno di 40 minuti dall'inizio dell'audizione ministeriale. Linea Vicenza. Buongiorno Alex, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo nel Teatro Olimpico, una delle cattedrali della cultura di Vicenza, con il sindaco Francesco Rucco. Buongiorno, grazie di essere qui con noi. Stiamo scaldando i muscoli, vero Sindaco? Perché tra poco inizia questa audizione ministeriale che, per spiegarlo ai nostri telespettatori, è una sorta di corsa, di prova di 100 metri. Ecco, potrebbero essere le Olimpiadi, 10 100-metristi sulla griglia di partenza. Uno di questi 100-metristi è la città di Vicenza. Ci sono anche degli avversari temibili come Pesaro e come Siracusa. Sì, è una finalissima importante, ci stiamo giocando e a breve saremo, diciamo così, presentatori di questo dossier bellissimo sulla nostra città, sulla nostra provincia, quindi sul nostro territorio, e sarà una partita dura da vincere, ma sicuramente ce la giochiamo fino in fondo. Ecco, vedete, alle nostre spalle c'è quella porta dà proprio sul palcoscenico del Teatro Olimpico di Vicenza, un palcoscenico importante, una cornice molto prestigiosa, ed è da lì che presenterete alla commissione ministeriale il progetto di Vicenza, capitale della cultura 2024. Sì, abbiamo visto la possibilità di scegliere tra varie location il posto migliore. Credo che il Teatro Olimpico, la via di Teve in particolare, possa essere anche suggestiva per la commissione che valuterà poi il nostro dossier, e quindi sarà un colpo d'effetto che stiamo preparando per la commissione. Certo, quindi insomma siete pronti, poi ci sarà un botta e risposta tra la commissione e il sindaco con il suo staff, insomma è pronto a rispondere a tutte le domande della commissione? Siamo pronti a rispondere alle domande, naturalmente avrò l'ausilio dei nostri consulenti, del nostro gruppo di lavoro, e credo che insomma ce la giochiamo fino in fondo. Cosa ha Vicenza più degli altri? Vicenza sicuramente è una città bellissima, è una città che ha un respiro internazionale, che vuole diventare una città cosmopolita, una città accogliente. Queste sono le 3 parole chiave del nostro dossier, e spero di essere convincente rispetto alla Commissione, alla luce del fatto che comunque anche gli altri 9 candidati sono candidati temibili da questo punto di vista. Se pensiamo a Siracusa, Pesaro, Ascoli, sono città importanti e quindi territori che ci permettono comunque di gareggiare, io direi, alla pari. Allora, la finalissima è tra pochi minuti ormai veramente i lavori fervono là dentro. Adesso lasciamo il sindaco che rientra per confrontarsi col suo staff, poi il risultato finale lo sapremo soltanto il 29 di marzo. Sì, aspetteremo con ansia questa data, il 29 di marzo, sperando insomma che Vicenza sia capitale italiana della cultura 2024. Ed è un grande in bocca al lupo quello che vi facciamo anche noi. Ovviamente questa audizione sarà in diretta esclusiva su Rete Veneta, quindi seguiteci. Grazie, vi aspettiamo. Grazie, la linea torna allo studio. A dopo.
ringraziamo il sindaco Francesco Rucco, il nostro collega Carlo Alberto Inghileri. A dopo vedremo se riusciremo ad avere magari anche un altro collegamento in diretta prima di cedere la linea proprio a questa audizione ministeriale. Insomma, un appuntamento veramente tanto atteso da tutta Vicenza, da tutto il Vicentino, ma voglio estendere il discorso a tutto il Veneto, perché è sicuramente un orgoglio, sarebbe sicuramente un orgoglio per tutto il nostro territorio. Ricordiamo che c'è anche Chioggia che è finalista per appunto aggiudicarsi il titolo di Capitale della Cultura 2024. Vedremo come andrà a finire. Oggi di certo è un giorno decisivo, poi come ci ha anticipato il nostro collega Carlo Alberto Inghileri, il risultato finale, l'esito lo sapremo a fine marzo, però tutto passa da come andrà questa audizione oggi. Oggi è uno snodo veramente fondamentale, importantissimo. Noi adesso continuiamo a parlare del rincaro dei prezzi, tenendo sempre aperta una finestra con Vicenza per questo importante appuntamento. Ebbene, aumenta il gas, aumenta la bolletta dell'energia elettrica, aumentano le materie prime, aumentano anche i costi del carburante, costi che sono veramente schizzati alle stelle. Su tante strade del nostro territorio non si erano mai visti prezzi così alti. Vediamo. Grossa difficoltà, significa un esborso economico incredibile, e poi questo va ad aggiungersi anche al caro energia, gas, energia elettrica, quindi chi usa per la macchina per lavoro è in grosse difficoltà. Prezzi dei carburanti alle stelle, record che non si vedeva dall'estate 2008 alla vigilia della grande crisi finanziaria, aumenti quasi del 20% rispetto alla media dei prezzi del 2019, e a pesare sono anche le conseguenze dell'invasione russa in Ucraina. L'estrazione del petrolio grigio costa comunque come prima, la raffinazione costa come prima, il gas costa come prima, però lo metto sul mercato a prezzi folli e quindi qualcuno alla fine si marcia. I gestori si trovano inoltre a pagare commissioni sul pagamento con bancomat e carte di credito molto alte per un prodotto gravato per il 56% di tasse, in un sistema dove il prezzo viene deciso dai petrolieri. Credo che la soluzione immediata possa venire da parte del governo con una sterilizzazione dell'IVA, perché ogni aumento dei carburanti, se la compagnia aumenta di 10 centesimi, 2,2 poi vanno allo Stato come IVA. Quindi potrebbe almeno sterilizzare l'IVA, potrebbe almeno provvisoriamente abbassare le accise, però questo comporterebbe probabilmente un minore incasso da parte del governo. Una riflessione importante va fatta anche sul prezzo del servito. Il gestore sui 20 centesimi minimi del servito guadagna 2 centesimi, il resto vanno allo Stato e alla compagnia petrolifera, senza che nessuno dei loro due ci metta la mano, cioè il gestore ci mette la manodopera e gli altri ci guadagnano della serie, uno lavora e due mangiano. Ma l'aumento della benzina rispetto all'anno scorso di quanto è stato? Circa 20 centesimi al litro in un anno, sono tanti, troppi, però la speculazione la fa la padrona. È chiaro che il momento è difficile per tutti, siamo scossi, siamo preoccupati da quello che sta succedendo a livello internazionale. Parleremo fra poco anche della situazione russa-ucraina, dell'arrivo dei profughi nel nostro territorio, e i venti di guerra inevitabilmente stanno condizionando i mercati, stanno condizionando appunto i costi delle materie prime, grano, pane, sono tutti generi alimentari beni alimentari che stanno subendo una vera e propria impennata. Ebbene, i rincari che attendono il mondo alimentare fanno scattare già da adesso un allarme importante, come ci raccontano i referenti di Confcommercio. In verità il 2022 si sta preannunciando estremamente duro. La pandemia prima, la guerra in Ucraina poi. Il 2022 per il presidente della FIPA Confcommercio Treviso, Riccardo Zanchetta, vedrà un effetto domino degli aumenti iniziati già negli ultimi mesi dell'anno scorso, che investirà in pieno anche il settore alimentare. La situazione è che già a fine 2021, nell'ultimo semestre acuito verso fine anno, tutta una serie di costi avevano portato già a degli aumenti. Parlo degli imballaggi, parlo delle materie plastiche,
le materie prime che erano naturalmente già schizzate a livello di mangimi, di farine, di prodotti che poi servono a noi, naturalmente erano già aumentati i prezzi del gasolio e del metano per quanto riguarda l'autotrazione. E nel 2022 rischia quindi di esserci un'escalation che avrà per forza di cose effetti anche in termini di contrazione dei consumi. D'altro canto i numeri parlano da soli. Zanchetta, titolare di un caseificio, mostra le bollette di gas e luce con importi esorbitanti. Nella mia azienda stiamo parlando del triplo del costo del gas e del doppio del costo dell'energia elettrica. L'ennesima categoria economica che lancia un grido d'allarme, quindi, con la differenza che rispetto ad altri settori le difficoltà a cui va incontro saranno immediatamente percepibili dai consumatori. L'anno in corso vedrà degli aumenti sostanziali che non sono solo negli alimentari, ma questo dovrà necessariamente portare a una revisione degli stipendi, perché giustamente chi non ce la fa dovrà chiedere degli aumenti. A questo livello anche la contribuzione verso lo Stato. Quindi è tutto un meccanismo, un volano che non ho idea dove potrà portarci se non si troverà, non dico una soluzione, però sicuramente delle possibilità di ammortamento. E in difficoltà anche le amministrazioni locali, perché tanti comuni stanno scegliendo di spegnere prima l'illuminazione pubblica, di tagliare costi, perché la mannaia del rincaro forte, consistente appunto delle spese per quello che riguarda l'energia, il gas e appunto le materie prime sta veramente preoccupando l'intero panorama a 360 gradi. Vediamo. Siamo passati da circa 130.000 euro a più di 360.000 euro di previsione di spesa. Proprio per far fronte anche a questo abbiamo iniziato a ridurre e a tagliare gli orari degli impianti di riscaldamento concordemente con la scuola e con le società sportive. È così corso ai ripari il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto. La crisi ucraina ha ulteriormente spinto i prezzi, costringendo famiglie, aziende ed enti locali a riaggiornare previsioni che già prima dell'esplosione della guerra erano drammatiche. Risparmiare la primazione, quella subito attuabile. Il mio ufficio è spento ormai da gennaio. Ma in buona sostanza abbiamo tagliato del 70% gli orari di riscaldamento anche in municipio, proprio perché siamo noi stessi i primi che devono dare un segnale. Riconteggi in corso anche nel comune capoluogo, dove fino a una settimana fa il caro bolletta sembrava girarsi sul €1.000.000. Gli scenari sono di nuovo cambiati. Abbiamo stimato che per il comune di Treviso il costo dell'energia in aumento potrebbe aggirare dai 3 ai 4 milioni, quindi capite che su un bilancio da 90 milioni incide il 5%, che è una cosa incredibile. Stesso copione a Castelfranco e al Sant'Artemio. Da Stefano Marcon parte un nuovo messaggio all'esecutivo. La linea è condivisa anche dai sindacati. Nel breve deve intervenire il governo a sostegno di famiglie e imprese, perché altrimenti ci troviamo in situazioni non gestibili. Sarebbe opportuno la possibilità di calmierare i costi. Ovviamente questo lo si fa se c'è un'intesa a livello europeo che possa intervenire nel mettere dei tetti ai costi dell'energia, perché quando noi importiamo subisce molte volte la speculazione delle borse, della finanza. Crisi internazionale con ripercussioni locali, la pace come unico vero antidoto. Anche per questo domani sera a Zero Branco la nuova mobilitazione dalle 18:30, camion e trattori in piazza contro la guerra e i suoi risvolti economici. Si parte dalla zona artigianale. Mano a mano che ci si avvicinerà al centro di Zero Branco verranno aggiunti a questo corteo molto semplice anche gli automezzi delle aziende che si trovano lungo il percorso. E insomma, come sapete, perché oramai ci seguite con affetto da tanto, di questo noi ne siamo orgogliosi, ne siamo felici, qui a Rete Veneta, qui a Focus TG, la voce dei cittadini ha trovato e continuerà a trovare sempre spazio per le vostre segnalazioni, per le vostre storie, per raccontarci i vostri problemi, e noi siamo sempre pronti a darvi un microfono appunto per interagire con noi, con il pubblico. Siamo andati a Bassano qualche ora fa proprio per raccogliere altre testimonianze, per sentire pareri,
problematiche in diretta, da quello che insomma sono i vostri racconti, sono le vostre esperienze, sempre legate in questo caso al filone che stiamo portando avanti, quello del rincaro dei costi. Sentite come ci hanno risposto i bassanesi. La casa sua è scaldata con la caldaia alimentata a gas? Sì, naturalmente io che cerco di contrastare il cambiamento climatico con le mie azioni quotidiane, tengo il riscaldamento al limite, diciamo, abito da sola e quindi economizzo sia per quanto riguarda l'inquinamento sia per quanto riguarda il livello economico. Mi costa quasi il doppio rispetto agli altri anni e non lo so come andiamo a finire qua. Oltre che il gas usiamo anche la legna. Sì, abbiamo il caminetto per cui finché c'è la legna speriamo bene, dai. Io ho sempre tenuto il gas a 20 gradi, ma da sempre a casa mia. Se ho un po' di freddo mi metto una bella coperta e per quanto riguarda adesso gli aumenti non ho ancora ricevuto una bolletta che sia una bolletta. Sono qui tutti i giorni che guardo per vedere se per caso c'è un aumento boom. Lei scalda a casa con la caldaia a gas? Sì. Ha pensato magari a qualche altro sistema di riscaldamento? No, perché io sono a casa del comune, non si possono fare le cose come vuoi tu. Non utilizzo il gas, da molti anni sono passato alla pompa a calore proprio per non utilizzare gas e forme di quel tipo lì, insomma gasolio, tutte quelle cose lì. Siamo tante persone qua con un reddito di 8.000 euro all'anno, come possiamo resistere a queste bollette stellari? Non so, è una cosa incredibile. Per pensare a fare i cambiamenti bisogna lo stesso avere un po' di finanze, non ti fanno nessuno gratuitamente. Mi arrangio, accendo un po' la sera, tanto per riscaldare un po' la casa, e poi durante la giornata non accendo quasi mai. La luce è la stessa cosa e questo è il problema. E adesso apriamo la parentesi per raccontarvi, per tenervi aggiornati su quello che sta succedendo in Veneto come conseguenza, come ripercussione della guerra russo-ucraina. Ebbene, abbiamo raccontato, vi abbiamo mostrato qui a Focus TG e nelle varie edizioni dedicate all'informazione di Media Nord-Est di come il Veneto stia rispondendo davvero con amore, con grande solidarietà, con grande partecipazione all'emergenza umanitaria di tanti profughi in fuga dai territori di guerra. Ebbene, la storia che adesso andrete a vedere e andremo ad ascoltare insieme è una delle tante testimonianze che stiamo raccogliendo perché appunto si tratta di un'emergenza umanitaria, di vita di persone che hanno perso, sconvolto la loro quotidianità, la loro vita normale, abitudinaria e di improvviso, scosse dal rumore delle bombe, sono state costrette a cambiare in fretta e furia posto, vita, abitudini, scenari e anche speranze. Vi abbiamo sempre parlato in questi giorni del fronte ucraino, ma c'è anche il fronte russo e proprio dalla Russia è rientrata in Italia poco fa Sabrina Salvato, è una studentessa Erasmus che noi abbiamo raggiunto nella sua casa di Campo San Martino. Sono riuscita a tornare a casa dopo un viaggio abbastanza lungo. Siamo partite io e una mia collega il 1° marzo da San Pietroburgo ad Helsinki in autobus, un viaggio di 7 ore, di cui 1 ora e mezza al confine per i controlli, e poi ieri abbiamo preso il volo dall'aeroporto di Helsinki a Milano Malpensa. Ha appena finito il collegamento online con l'Università di San Pietroburgo, città che ha lasciato solo martedì, e spera di continuare a seguire il suo corso. 23 anni, Sabrina Salvato è studentessa magistrale del corso di laurea in Scienze del Linguaggio di Ca' Foscari e in Russia, dove era arrivata i primi di febbraio, doveva restarci fino a giugno. Tranquilla fino al giorno dell'attacco, il 24 febbraio è segnato per lei, come per una ragazza milanese che l'ha accompagnata nel rientro, la svolta. La mattina del 24 è stato un brusco risveglio, perché appunto abbiamo visto le immagini, abbiamo letto le notizie e iniziato a percepire proprio un senso di
preoccupazione per il futuro. Poi la sera stessa c'è stata la prima manifestazione a San Pietroburgo in cui ci sono stati molti arresti e infatti avevamo in programma di andare in centro, ma abbiamo preferito evitare. Ad accrescere l'ansia i messaggi arrivati dalla Farnesina, che lunedì ha invitato gli italiani in Russia a rientrare. Si sente una privilegiata Sabrina per il suo viaggio quasi facile, un biglietto di pullman acquistato prima che si esaurissero, l'arrivo nell'Unione Europea in Finlandia in poco più di 7 ore. La vita in Russia era già cambiata, racconta. Un paio di giorni dopo il primo attacco ho provato a prelevare dei soldi, ci sono riuscita, però c'era già carenza di liquidità. Uno sportello vicino al dormitorio non aveva più contanti, non poteva più darne, e gli altri avevano dei tetti massimi abbastanza bassi. Il prelievo fatto da Sabrina, poco più di 40 euro, il massimo possibile. Giorni drammatici vissuti accanto a un popolo, quello russo, a sua volta inerme. C'è un clima di rabbia, di frustrazione, di dolore nei confronti di un governo che non segue il volere del popolo, che con la forza da una parte attacca, come abbiamo visto, ma anche reprime. Ci sono stati quasi 7.000 arresti fino a ieri in 5 giorni di proteste e comunque parlando con i russi si percepisce proprio questa rabbia, questo senso di impotenza verso delle decisioni che sentono non dipendere da loro. E pensate, più di 4.000 persone hanno preso parte al corteo a Venezia per appunto gridare a voce alta un invito alla pace. Una manifestazione che ha visto appunto una grandissima affluenza in piazza San Marco, eccezionalmente aperta a un evento di questo tipo, un evento pubblico di questo tipo dopo decenni. Grazie soprattutto ai giovani e alle sigle studentesche che si sono messe in gioco in questo modo questa sera per Venezia, per il mondo, per la nostra Ucraina. La voce del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si leva per la pace in Ucraina davanti alle oltre 4.000 persone che hanno gremito Piazza San Marco per dire basta alla guerra. Una piazza eccezionalmente concessa dalla prefettura in deroga al regolamento che vieta ogni manifestazione dopo l'assalto al campanile dei Serenissimi più di 25 anni fa. Ci aspettavamo tante persone, però vedere Piazza San Marco, che normalmente non è accessibile per le manifestazioni, così piena è veramente una boccata di ossigeno in questo contesto. Per noi la soluzione alle guerre è il disarmo. Promossa da collettivi studenteschi, sindacati e associazioni come Emergency e AMPI, la manifestazione ha raggiunto Piazza San Marco partendo da Riva dei Sette Martiri. Io non ci faccio più a neanche piangere. Mi si trema tutto dentro. Non sono mai stata in questa situazione. La mia collega oggi è stata ricoverata perché i nervi non sono saldi. L'intensa testimonianza di una donna ucraina è ascoltata con partecipazione da un gruppo di russi venuti a testimoniare la loro solidarietà. Io ho tanti amici ucraini, tanti colleghi che vivono qua e siamo tutti a cuore spezzato per Ucraina. Quanto pensa che sia diffusa la sua opinione in Russia? Io tantissimo, come sappiamo sono 6.000 arrestati in questi giorni, quelli che hanno protestato dentro la Russia, altro che a Venezia che siamo tutti protetti, sono miei amici e parenti. La pace è minacciata, ha detto Monsignor Moraglia, quando il potere per troppo tempo è nelle mani della stessa persona o del suo cerchio magico. Se non c'è ricambio, si rischiano derive autoritarie contrarie alla giustizia, alla pace e quindi contrarie all'uomo. Bisogna lottare per la pace. Lottare per la pace significa schierarsi senza discussione a fianco delle donne, degli uomini, dei bambini, della popolazione civile dell'Ucraina che è vittima di una guerra di aggressione. Venezia ha dato una risposta importantissima per la pace, importante anche la scelta di aprire la piazza, finalmente una grande manifestazione che ha emozionato tutti e siamo tutti ovviamente vicini al popolo ucraino per questa grande tragedia. E allora manca davvero pochissimo
all'audizione ministeriale per Vicenza, capitale della cultura 2024. Ricordiamo un'audizione che noi vi manderemo in diretta, seguiremo in diretta a partire dalle 12:45, sveleremo il progetto di Vicenza, capitale della cultura 2024, immagini davvero bellissime di una Vicenza che tutti conoscono ma che non ci si stanca di scoprire e di riscoprire. E allora, siccome manca davvero pochissimo, meno di un quarto d'ora, vedo di nuovo collegato con noi il collega Carlo Alberto Inghilleri, sempre in compagnia del disponibilissimo primo cittadino di Vicenza, Francesco Rucco. Insomma, siamo pronti per partire. Carlo, a te la linea. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno Alex, siamo di nuovo qui per un nuovo aggiornamento. Ormai mancano veramente pochissimi minuti, una manciata di minuti e si parte. È caldo, Sindaco, si sta riscaldando? Siamo pronti, siamo emozionati, c'è la giusta tensione e speriamo di riuscire a coinvolgere e a convincere la Commissione della bontà di questo progetto e che Vicenza diventi capitale italiana della cultura. Beh, è un grande risultato riuscire a diventare capitale italiana della cultura 2024, comunque vada sarà un trionfo, sì, perché non lo dico nel senso decubertiano del termine, cioè l'importante è partecipare per quanto lo sia, certo, sì, però questa partecipazione ha portato comunque dei vantaggi per Vicenza, innanzitutto la voglia di ripartire dopo la pandemia e poi la voglia di rimettersi in gioco, di rilanciarsi, di fare gioco, di fare sistema. Assolutamente sì, ritengo che il risultato sia già stato in gran parte raggiunto, perché abbiamo fatto lavorare tutti insieme, tutti i mondi del nostro vivere comune, della nostra comunità, hanno collaborato, hanno sostenuto questo progetto oltre i confini della città, oltre 90 comuni coinvolti, oltre 90 produttori, tutto il mondo della scuola, dell'università, l'associazionismo, tutti i mondi vicentini. E questo I cittadini sono stati tutti coinvolti. Sono stati tutti coinvolti, un grande percorso di partecipazione durato 18 mesi e che si è finalizzato in questo momento, quindi nella prossima ora ci giocheremo questa partita importante. Un metodo che poi rimarrà per portare avanti anche nei prossimi anni l'immagine di Vicenza, rilanciarla turisticamente, anche perché il comune ha un asso, io mi permetto di dire come si chiama, Palazzo Thiene. Palazzo Thiene, che è la fabbrica del futuro, questo è il nome di questa fabbrica, che al pari di Basilica e Teatro Olimpico sono i 3 gioielli palladiani di Vicenza. Una battaglia di Rete Veneta perché fosse acquisito e diventasse un museo pubblico, il comune ci ha ascoltati e devo dire che il sindaco Francesco Rucco, non perché gli voglia fare un complimento, però se lo merita, oggettivamente è riuscito a passare dalle parole ai fatti, l'avete acquistato, adesso bisogna però lottare perché queste opere non vengano disperse. Lo dico ai nostri telespettatori, stiamo aspettando la sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe anche sciogliere il vincolo di pertinenza tra le opere e Palazzo Thiene, però questo noi non lo vogliamo, vogliamo che rimangano lì dove sono quei capolavori, soprattutto in una Vicenza che ci auguriamo sia capitale della cultura 2024. E noi saremo al fianco di Soprintendenza del Ministero della Cultura per tutelare questo patrimonio artistico e architettonico della nostra città, della nostra provincia, che è simbolo del nostro territorio, ricordo già sede anche della Banca Popolare di Vicenza dal 1866, quindi un periodo lunghissimo che permette a questa città oggi di fare di Palazzo Thiene una fabbrica, come la intendeva Palladio, quindi dove gli artefici lavorano e costruiscono invenzioni. E quindi vediamo la Commissione cosa ne pensa. E allora pronto a questo botta e risposta con la Commissione, un po' come essere tornati all'epoca dell'università, Sì, è un esame universitario a tutti gli effetti, quindi un po' di emozione, un po' di tensione, ma è il giusto per poterlo poi superare. Benissimo, allora un grande in bocca al lupo a Francesco Rucco, tra poco seguiremo in diretta esclusiva su Rete Veneta questa audizione con la Commissione ministeriale che stabilirà se Vicenza sarà capitale italiana della cultura 2024, comunque sia. Lo abbiamo detto, sarà un trionfo. Grazie, in bocca al lupo, la linea torna allo studio.
E Vicenza si prepara, proiettata nel futuro, a un altro grande traguardo, un altro grande obiettivo. Parliamo del santuario di Monteberico, ci si avvicina alla celebrazione, pensate, dei 600 anni dalla prima apparizione della Madonna. L'Ave Maria di Monteberico. Il 7 marzo 2026 il tempo, nel suo pellegrinaggio sulla storia umana, rintoccherà i 6 secoli. 600 anni da quel giorno antico del 1426 che cambiò il destino di Vicenza. La Madonna apparì a una contadina, Vincenza Pasini, e le chiese di costruire in quel luogo una chiesa per far cessare la peste e la carestia. Oggi, che di pestilenze ne sono trascorse tante, e sangue, lacrime, han bagnato guerre, tragedie e drammi umani, oggi, in quello stesso luogo, sul pizzo erboso di un colle, sorge un santuario, il santuario dei Veneti, il santuario dei Vicentini, il santuario di Monteberico. 6 secoli nel 2026 e seppur siamo ancora nel 2022 superstiti di una pestilenza chiamata Covid, a 4 anni dal 7 marzo 2026 già si comincia a pensare a quel giorno con progetti, idee, iniziative per il rilancio religioso e anche turistico, per una Vicenza che, dopo gli anni bui dell'epidemia, vuole tornare a vivere. Quello che vi raccontiamo è il Giubileo della Rinascita. Abbiamo pensato di utilizzare proprio questo anno giubilare, questo lieto evento, per cercare di far ripartire il territorio di Vicenza, quindi ecco una rinascita a 360 gradi. Vicenza, il santuario, una simbiosi profonda. La Madonna, che dall'alto domina e protegge la città, viene raggiunta lungo un percorso suggestivo che i pellegrini conoscono bene, partendo dall'Arco delle Scalette, progettato da Andrea Palladio, a salire su al riparo di portici antichi, impolverati da un tempo che nel suo trascorrere non è sempre clemente. C'è bisogno di restaurare i camminamenti. Si cerca di restaurare sia l'ambiente dei portici, sia la più antica salita, il più antico accesso al santuario, che è rappresentato dalle scalette e dall'arco del Palladio. Cioè, per valorizzare, per far ripartire il territorio, si è visto che era fondamentale rivalorizzare il santuario. Investimenti sul santuario col restauro della cena di San Gregorio Magno del Veronese, ma anche sull'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accoglienza diffusa. Si punta al potenziamento di autobus e taxi, alla formazione di guide specializzate e alla promozione di cicloturismo, trekking e percorsi enogastronomici. Un'idea dell'amministrazione è quella di sviluppare una serie di progetti che riguardano certamente la riqualifica, la ristrutturazione di tutte le strutture che insistono attorno al santuario, quindi i portici, le scalette, ma non solo. Cercheremo anche di sviluppare dei progetti formativi per rendere Vicenza una sorta di capitale europea su uno dei segmenti più importanti nell'ambito del turismo, che è quello religioso. Ogni anno 2,5 milioni di pellegrini raggiungono il santuario di Monteberico spinti dalla fede. E se per 6 secoli la Madonna ha protetto la città, adesso per questo anniversario vogliono essere i vicentini a prendersi cura della loro Madonna. Ci sono 4 anni di tempo, tanti, forse pochi, comunque una spinta a uscire, a ricominciare. È il Giubileo della Rinascita. E vi ricordiamo che fra pochissimo ci collegheremo in diretta con Vicenza per seguire l'audizione ministeriale, per andare a respirare insieme l'attesa, l'adrenalina, le emozioni di questo rush finale per Vicenza, capitale della cultura 2024. Abbiamo il tempo, prima di andare in pubblicità, di segnalarvi un altro evento importante, imperdibile questo weekend. Parliamo di sport giovanile, basket internazionale a Bassano. E da questo pomeriggio fino a domenica ci saranno 8 tra le più forti squadre d'Europa che staranno qui per giocarsi questo torneo. Sono Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Patrasso, Radkber Academy e le 3 italiane più forti,
Orange One Bassano, Stella Azzurra e Olimpia Milano. Quindi il basket al suo massimo livello, con ragazzi giovani, sono ragazzi di 16 e 15 anni, e sarà un appuntamento unico. Un torneo di questo tipo non si vedeva in Italia probabilmente da più di 10 anni. Molti di loro saranno dei professionisti, quindi sono ragazzi che tra qualche anno li vedremo in televisione, quindi gli auguriamo di avere un bel ricordo di Bassano e di questo torneo. Grande emozione per i ragazzi dell'Orange One Bassano impegnati già nel pomeriggio contro il Bayern Monaco, con il Palangarano che si infuoca per i players di casa. Sappiamo che sarà un torneo molto combattuto, molto difficile, e ovviamente cercheremo di dare il massimo per aggiudicarci ciò per cui abbiamo sudato e stiamo sudando in questo periodo. Sarà un torneo molto difficile e competitivo, però daremo tutto per cercare di portarcelo a casa e di competere con le migliori società d'Europa e internazionali anche. È tutto pronto a Vicenza al Teatro Olimpico per questa importantissima audizione ministeriale. Vicenza, capitale della cultura 2024. Ci siamo quasi, piccola pausa pubblicitaria per noi e poi torniamo in diretta per vivere tutte queste emozioni dal vivo. Musica, immagini che parlano da sole. Siamo arrivati a ridosso dell'inizio di questa importantissima audizione ministeriale. È il rush finale di questa lunga corsa che ha impegnato Vicenza, i vicentini e tutto il territorio per raggiungere, tagliare il traguardo di un sogno chiamato Vicenza capitale italiana della cultura 2024. Imprese, eccellenze territoriali, arte, architettura, natura, bellezza, insomma Vicenza ha tutte le carte in regola per giocarsi la partita fino alla fine e non è un caso che sia arrivata proprio in finale. Guardiamo insieme questo video e poi ci colleghiamo in diretta da Vicenza per l'audizione ministeriale. E insomma, come non rimanere colpiti da queste immagini, cediamo immediatamente la linea in diretta per l'audizione ministeriale. Insieme, la prima mezz'ora, come sapete, è tutta per voi, l'articolerete come meglio desiderate.
la raccomandazione che vi faccio, onde evitare di dover intervenire io con un'interruzione, è di rimanere all'interno della mezz'ora per consentire nella seconda parte, nella seconda mezz'ora, alla giuria di porvi quesiti, domande, dubbi e approfondimenti possibili. Io vi ringrazio, vi dico che sono le 12:47 e partiamo subito. Prego. Grazie Presidente per questa introduzione. Noi cominciamo con la nostra mezz'ora di performance. Un saluto a tutti. Gentili membri della Commissione, cari concittadini, benvenuti a nome mio, a nome della mia squadra, in questo bellissimo luogo in cui abbiamo voluto ospitarvi e accogliervi in un'occasione solenne come questa. Parliamo del Teatro Olimpico, il teatro più bello del mondo, il teatro coperto più bello del mondo, costruito, voluto dall'uomo, opera di Andrea Palladio, patrimonio dell'umanità, inaugurato nel 1585 in epoca del Rinascimento. E proprio in questo luogo abbiamo voluto ritornare alla storia dei classici in particolare, ripartendo da un concetto, koinon agaton, bene comune, valore fondante delle nostre democrazie. Quando si parla di bene comune si parla anche di patrimonio culturale. E quindi partendo dai classici, passando per il Rinascimento, è questa la strada che vogliamo perseguire, valorizzando e cercando di raggiungere un obiettivo nuovo, quello di un nuovo rinascimento, una nuova ripartenza, soprattutto in questa epoca difficile dove purtroppo i conflitti aumentano sempre di più. Vogliamo attraverso la cultura cercare di superare ed evitare soprattutto queste conflittualità. È una candidatura di città ma anche di territorio. Pensate che oltre 90 comuni hanno aderito a questo progetto. Ognuno di esso ha apportato delle produzioni culturali che si svilupperanno tra il 2022 e il 2024, l'anno appunto della capitale. E volendo valorizzare poi
il gioco di squadra, c'è stata una cabina di regia che ha guidato tutto questo, dove tutte le forze politiche e civiche della città hanno lavorato insieme all'interno della cabina di regia in un lavoro di squadra bipartisan che ha fatto sì che si possa lavorare su una progettazione culturale e sociale che ha visto questo percorso durare 18 mesi anche durante il periodo della pandemia, anche durante il lockdown, dove oltre 90 produttori culturali hanno costruito il dossier che avete potuto esaminare in questo periodo. E poi naturalmente una squadra efficace, forte, fatta di istituzioni culturali del territorio, e quindi un comitato scientifico di altissima qualità in ambito culturale, e a fianco a loro una squadra di tecnici guidati da Nomisma che ha portato metodo, esperienza, multidisciplinarità. Sono tutti aspetti importanti che hanno potuto far sì che Vicenza costruisca questo dossier sulla base anche di solide basi economiche, finanziarie. 8 milioni di euro, questa è la cifra che Vicenza investe ogni anno sulla cultura, sia dal punto di vista pubblico che dal punto di vista privato. E gli investimenti che noi andremo a fare come città di Vicenza sono tantissimi, soprattutto non solo sulla base culturale dei servizi e quindi dei progetti culturali in sé, ma anche sull'aspetto delle infrastrutture culturali. Solo per fare alcuni numeri parliamo di decine di milioni di euro investite sul raddoppio del museo civico dei Chiericati, sul recupero, sulla riqualificazione del nostro teatro olimpico, l'acquisto mirato di Palazzo Thiene, tolto da una situazione fallimentare e ridato ai vicentini facendo un nuovo museo del circuito museale civico. Investimenti importanti che devono avere però una governance che li possa gestire, una governance fatta dal comitato dei provveditori, che sono coloro che già al tempo di Palladio, imprenditori del tempo, sostennero gli investimenti e le opere palladiane, dei nuovi provveditori moderni, imprenditori di questo tempo, di oggi, che sosterranno anche questa capitale italiana della cultura 2024. E infine un'agenzia pubblica che è garanzia di attuazione di un programma culturale che vedrà necessariamente anche l'impegno di tutte le strutture amministrative che possano garantire appunto la realizzazione in grande di questo progetto. Chiudendo, naturalmente vi mando il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto e lavorato per questo progetto e vi dico che siamo pronti a questa sfida importante per Vicenza, che farà di Vicenza, del territorio di Vicenza, città e provincia, una zona, un territorio sicuramente internazionale, cosmopolita e accogliente. Grazie. Nella costruzione del progetto di candidatura, la cultura, una bella invenzione, abbiamo sentito 3 responsabilità. La prima, che questo dovesse essere un progetto sociale. Vicenza è una terra ricca di storie individuali, sia come imprenditori che come produttori, ma aveva un gran bisogno di un'intrapresa di comunità che desse fiducia ed entusiasmo nei confronti del futuro e delle nuove generazioni. Siamo consapevoli che la cultura o è sociale o non è. È per questo che Vicenza, con questo progetto, si è riscoperta comunità di inventori sociali, in grado di rileggere le fratture in corso, di accogliere nuovi vicentini e di rendere accessibile l'offerta museale presente in città. Vi proponiamo per il 2024 una gran bella invenzione sociale, un piano di welfare integrato in chiave culturale per mettere in dialogo concreto i produttori culturali con gli imprenditori e costruire un'offerta comune per un riscatto sociale di tutta la comunità. La seconda responsabilità, che questo progetto di candidatura dovesse essere trasformativo per la città e per il suo territorio.
non quindi un progetto per mettere in mostra, in vetrina, un prodotto culturale già ricco e variegato, che abbiamo visto in questi mesi è in grado di incrementare significativamente le presenze italiane ed estere, ma un progetto che chiama tutti gli attori, imprese, terzo settore, scuole e diocesi a una grande responsabilità, quella di diventare produttori culturali per reinventare linguaggi e per realizzare nuove invenzioni insieme. Vicenza è già una grande fabbrica all'opera, una fabbrica culturale, una fabbrica di comunità. Ci piace immaginare Vicenza nel 2024 come la metafora italiana delle invenzioni, dove le imprese diventano dei luoghi culturali e dove i visitatori possono immergersi in ambienti creativi e innovativi. La terza responsabilità è che questo progetto dovesse essere credibile per la città, per il territorio, per l'intero paese. Vicenza ha già le infrastrutture materiali e di accessibilità per accogliere i visitatori che arriveranno nel 2024 a Vicenza. Ma soprattutto ci piace dirvi che Vicenza ha la giusta mentalità per poterlo fare. Come ci ricorda il filosofo Weber, lo sviluppo è una costruzione sociale, non è una macchina. Esso traduce in consistenza materiale l'evoluzione sociale e spirituale di una comunità. Ecco il percorso che Vicenza ha fatto insieme al suo territorio negli ultimi 18 mesi per arrivare a proporre a tutto il Paese due idee precise di cultura. Da un lato la cultura del dialogo e della partecipazione come invenzione vitale, dall'altro la cultura come ricerca, come sperimentazione per traguardare nuove sfide economiche e sociali. Questa città è già cambiata con questo progetto ed è già in corso uno scambio sociale. Da un lato, con tutti i miei collaboratori, con la squadra comunale, con tutti i sindaci del territorio, abbiamo curato questo progetto con amore, con entusiasmo. Dall'altro lato, sono stato accolto come parte di questa comunità, sono stato accolto come nuovo vicentino. Lasciateci sognare una bella invenzione per il 2024. Vicenza, capitale italiana della cultura. Elena. Perché abbiamo deciso di sostenere Vicenza, città, capitale della cultura? Perché l'impresa stessa è cultura, si nutre di cultura. In particolare un'impresa come Zambon, che da 115 anni è un'impresa delle conoscenze, continuamente sfidate dall'innovazione. Ed è un'impresa che sente sin dalle sue origini forte la responsabilità di occuparsi della salute. Riconosciamo da sempre che la salute è un traguardo di civiltà e come tale è un bene comune. 14 anni fa abbiamo iniziato a promuovere il senso della qualità di vita e della prevenzione della salute. Questo dipende da tutti noi, ma fare proprie le conoscenze scientifiche e le cognizioni e le competenze significa capirle fino in fondo, interiorizzarle. Ed è così che si possono fare i passi verso una qualità di vita migliore. Perché se la medicina e la scienza possono trovare la cura, è solo la cultura che riesce a darne un senso. Anche i luoghi del fare, come la fabbrica di prodotti e medicine, prodotti di qualità, la Health and Quality Factory, quando è stata ripensata, reimmaginata e rinnovata, è stata pensata come luogo di formazione continua, luogo di percorso per medici, informatori, pazienti e studenti per capire il percorso della scienza, il percorso della medicina, guardando coi propri occhi e toccando con mano la qualità. Innovare significa anche
occuparsi e prendersi cura delle persone, della loro fragilità o nei momenti di fragilità. Ecco perché innovare vuol dire parlare un linguaggio che guarda al futuro, proprio come il progetto che abbiamo in mente per Vicenza 2024. Vicenza, la città che promuove la salute con una dimensione umana della salute, perché è nel vivere nella natura, nel vivere in questi capolavori che sono della città del Palladio, che riusciamo a respirare e a far respirare la nostra anima e la nostra mente per occuparci di noi stessi. Da lì la felicità parte per poter essere essa stessa strumento di cura. E allora, grazie a questa ambizione e a questo traguardo che ci aspetta nel 2024, possiamo pensare, ognuno per la propria parte, di fare e di riuscire a contribuire a che questa città diventi la città della salute. Vicenza quindi come il luogo ideale dove creare questo dialogo continuo tra scienza, conoscenze e cultura. E i vicentini, quando hanno in testa traguardi ambiziosi, sanno di potercela fare. Seconda metà del Cinquecento. Bianca Nievo, moglie del committente palladiano Giacomo Angaran, assieme alla figlia Cillenia, apre una società per produrre e commerciare seta in tutta Europa. Poetessa, dissidente religiosa vicina al calvinismo, grande imprenditrice. Bianca esprime perfettamente quella che è l'anima di Vicenza nel Cinquecento. Una città colta, aperta alle novità, tollerante, cosmopolita. Una città in grado di costruire un suo rinascimento che parte dal basso. A differenza di altre realtà, il rinascimento di Vicenza non è frutto dell'idea di un principe, ma è frutto invece di una città che crede in se stessa e che punta su delle nuove invenzioni. Anzi, punta su un giovane architetto sconosciuto, Andrea Palladio, e sulle sue invenzioni. Invenzioni, infatti, è il termine che Palladio stesso usa nei 4 libri di architettura per spiegare il processo creativo che sta alla base delle sue fabbriche, delle sue costruzioni. La Vicenza del Cinquecento è quindi terra di invenzioni, ma anche la Vicenza di oggi è terra di invenzioni. Prima provincia per export pro capite a livello italiano, sede di imprese innovative ed internazionalizzate, come quelle in cui ci troviamo oggi. E qui abbiamo degli esempi di novelli centauri, che potremmo porli a confronto con le statue del Teatro Olimpico. Nel Teatro Olimpico voi vedete coloro che avevano immaginato una Vicenza del Cinquecento all'interno del teatro coperto più antico al mondo. Qui invece avete l'innovazione, l'idea di futuro, la visione di futuro di una grande impresa, di un imprenditore. Vicenza oggi è indubbiamente una città aperta al mondo, una città innovativa ed internazionalizzata, ma è una città in cui c'è la necessità di ricreare un nuovo ambiente, un nuovo rapporto tra cultura e impresa, una città che ha la necessità di fare un nuovo salto in avanti verso un nuovo rinascimento. Ed ecco quindi che incominciamo a pensare ad una Vicenza del futuro, in cui le imprese si facciano produttori culturali e i produttori culturali si facciano imprese. Le imprese devono aprire le proprie porte, far vedere ai giovani come avviene il processo creativo, come si produce un prodotto che poi rimarrà nel futuro. Nel contempo, le imprese devono essere in grado anche di pensare a un processo di welfare culturale e aziendale, in modo tale che i lavoratori e i figli dei lavoratori possano accedere al mondo della cultura. Vicenza quindi prospetta un'idea di futuro nuova, un'idea in cui l'elemento culturale, l'elemento imprenditoriale, l'elemento legato al terzo settore, che sia quello della diocesi, che sia quello sportivo, che sia quello delle società, possa far pensare all'Italia a qualcosa di nuovo. Vicenza
con il suo rapporto tra cultura e impresa, si propone come laboratorio per il futuro dell'Italia. L'Italia può prendere sicuramente esempio da Vicenza. Mi trovo in Basilica Palladiana, dove è in corso la grande mostra La fabbrica del Rinascimento. Ci sono grandi artisti e grandi opere esposte e provengono dai più grandi musei di tutto il mondo. Sono attratto però dai disegni preparatori e in particolar modo dagli schizzi dove nasce quel processo creativo che porta all'unicità dell'opera. Questi processi creativi sono importanti nelle aziende perché senza la cultura le aziende non può produrre innovazione e invenzione. Come imprenditore ho ricevuto molto dal territorio, dalla sua bellezza, dalla sua cultura, dalle persone, dai giovani, ed ho un senso di restituzione verso la città. Per la prima volta siamo coinvolti in un progetto di comunità per la crescita e la rinascita di Vicenza che unisse cultura ed impresa. Per il futuro di Vicenza abbiamo un sogno, è quello di portare le aziende a raccontarsi, ad aprirsi all'interno di Palazzo Thiene, che è appena stato acquisito dal Comune ed è qui in un modello davanti a me. Le aziende non parleranno di prodotto, ma parleranno di visione e dei loro processi creativi per arrivare alle loro invenzioni, ai loro prodotti. Questo progetto è dedicato ai giovani, alle scolaresche e alle università, perché possano trovare in questa esposizione la possibilità di attrarre talenti. Buongiorno. Sono qua a sostenere la candidatura di Vicenza, capitale della cultura. È una città di cui ho avuto esperienza diretta perché lo scorso anno ho avuto occasione di lavorare in una produzione di Giancarlo Marinelli al Teatro Olimpico e dunque questa esperienza diretta, ecco, mi porta a sostenere questa candidatura. E già a partire dal teatro stesso, che è un luogo di grande fascino, di grande bellezza, un unicum, non solo in Italia ma nel mondo. E questo lo posso dire con cognizione di causa, avendo visto e lavorato in alcuni dei teatri più belli veramente del mondo, ma niente comparabile con il Teatro Olimpico di Vicenza, in quanto a charme, in quanto a veramente a storia che si può respirare e a unicità. È un luogo estremamente magico per un artista, ripeto ancora una volta, un luogo unico al mondo. E poi la città stessa, la città è un trionfo di rinascimento, a partire dalle opere del Palladio. L'esperienza diretta che ne ho avuto è stata estremamente positiva anche nel modo di vivere la città, nel poter fruire della bellezza della città, ma anche del buon cibo, del buon vino, del clima veramente anche disteso delle persone. Tutto questo contribuiscono veramente moltissimo alla qualità della vita di una città. E ancora una volta, sulla base di quello che ho potuto vedere in giro per il mondo, mi sento veramente di spronare questa commissione a sostenere questa candidatura e questa nomina, per l'appunto. Se dovessi esprimere un desiderio, e questo spero verrà realizzato nel caso questa nomina venga concretizzata, vorrei eseguire, forse non dentro il Teatro Olimpico in questo caso, ma dentro la Basilica Palladiana,
o in una di queste meravigliose piazze della città una nona sinfonia di Beethoven. Questo è quello che farei per celebrare la nomina di Vicenza come capitale della cultura, proprio perché è simbolo di umanesimo, è simbolo di fiducia nell'uomo, è simbolo di unione, di fraternità, e come soltanto la musica di Beethoven sa portare a tutti noi, al pubblico e alla città. Il senso della fabbrica è quello di una comunità che lavora assieme, una comunità che lavora per produrre cultura. Questo è stato espresso ora nella magnifica mostra dedicata a Palladio, al Rinascimento, ospitata in Basilica Palladiana, e attorno a questo concetto si è sviluppato il progetto culturale per Vicenza 2023. E proprio pensando a questo, niente potrebbe trovare uno spazio maggiore all'interno dell'area espositiva della Basilica Palladiana che una mostra dedicata ad Eremita, una grande mostra internazionale che porti a Vicenza proprio l'origine del concetto che lavorare in squadra, lavorare assieme è l'unico mezzo per riuscire a produrre prodotti culturali così importanti, addirittura per poter assicurare la vita eterna. Infatti il progetto specifico sul quale ci vorremmo occupare è quello di dedicarci a Deir el-Medina, il villaggio degli artisti del faraone, voluto dal sovrano Amenhotep I, che assieme alla madre Agnes Nefertari fonda questo villaggio. Nell'arco di 500 anni occupa una serie di famiglie che avranno come scopo quello di costruire le tombe nella Valle dei Re, nella Valle. È proprio la vita di questa comunità, con pezzi che ci parlano dell'Egitto. Io mi trovo qui adesso fuori dal Museo Egizio del Cairo, porterà a Vicenza una mostra internazionale di oggetti che provengono dal Museo Egizio e da altre collezioni importanti, che ci parlano di un posto lontano ed occidentale, l'attuale Luxor, villaggio di Medina, che ci parlano di una comunità che per 600 anni ha avuto come scopo quello di costruire la terra in cielo, la casa per l'eternità, una tomba talmente completa dove la commistione fra architettura, testi e immagini doveva rendere quel luogo perfetto con la geometria dell'aldilà che permettesse al sovrano di vivere per sempre, che permettesse al sole, nel suo pericolo perpetuo, di vincere la lotta manichea fra bene e male, che permettesse in altro modo al mondo di continuare ad esistere. Ebbene, attorno a questo concetto, con una mostra che porti Vicenza al centro dell'egittologia internazionale, vogliamo connetterci al concetto di fabbrica così importante e così centrale nella struttura di Vicenza del futuro. Perdonate la civetteria. In verità io sono nato a Vicenza per un motivo molto preciso. I miei genitori avevano un'incompatibilità di sangue che poteva presumere e obbligare il sottoscritto a ricevere una trasfusione completa. Già all'epoca Vicenza era l'unico ospedale attrezzato e sono nato qui per questo motivo. Sono cresciuto con questa idea, questo miraggio e questa consapevolezza che Vicenza sia la città della compatibilità. Quando si parla di economia, di società, di cultura, tanti sono i termini e le parole che usiamo, una su tutte, sostenibilità. E però questo termine nuovo, compatibilità, mi sembra assolutamente adeguato per raccontare la forza, la storia, la bellezza, la smisurata bellezza di una città a misura d'uomo che è sempre stata compatibile con se stessa e con il resto del mondo. C'è un episodio come uomo di teatro che voglio raccontare. È un episodio che ancora mi crea commozione ed è unico nella storia di questa città e di questo paese. Prima dell'arrivo del tremendo virus e della pandemia, Vicenza, i suoi teatri, i suoi musei, i suoi luoghi di aggregazione, di socialità, stavano per essere riempiti.
erano stati venduti migliaia di biglietti. Poi la chiusura, che ha decretato, sia pure in modo transitorio, la fine di tutto. Ci aspettavamo che il pubblico chiedesse la restituzione dei soldi spesi. Non è successo. Pochissimi, praticamente nessuno, ha voluto quella restituzione. Questo ci dice che Vicenza conta su un'invenzione unica, un'invenzione capitale. È il suo tessuto sociale, la sua gente, il suo popolo, che proprio come il cielo olimpico protegge questa città e merita di avere il sigillo, il riconoscimento di capitale della cultura italiana. Ve lo dice uno, nato incompatibile, che qui è diventato compatibile. Grazie di questa ricca e articolata esposizione, anche puntuale e in tutti i sensi, anche nel tempo a disposizione. Allora andiamo subito alle domande, che sono molte, e abbiamo bisogno di voi per chiarire alcuni punti del dossier che avete preparato. Io do subito la parola al dottor Adduce. Complimenti per il lavoro che avete fatto, Sindaco, complimenti anche per la presentazione, anche molto forte dal punto di vista emotivo. Dovrò tornare un po', diciamo, a cose un po' più prosaiche che riguardano il dossier, quindi mi scuserete se adesso ritorniamo un pochino, diciamo, forse con i piedi troppo per terra. A pagina 52 del dossier si legge che nel complesso sono previsti sul territorio investimenti per 89 milioni di euro che ricadono nei 3 macro ambiti delle infrastrutture culturali, rigenerazione urbana e lavori pubblici. La domanda è: si tratta di interventi che saranno completati prima del 2024 secondo le vostre previsioni? E poi, attaccata il secondo quesito velocissimo, vorrei sapere a quanto ammonta la spesa per la struttura di gestione e organizzazione del programma. Grazie. Grazie per la domanda. Sono Marco Marcatili, farò io da interfaccia rispetto alle questioni. Io su questo lascerò la parola al Sindaco. C'è una suddivisione. Noi abbiamo inserito tutte le spese in conto capitale che nel piano delle opere pubbliche programmate entro la fine del 2023 e quindi le abbiamo inserite come infrastrutture culturali, rigenerazione urbana e lavori pubblici, e quindi sono in corso di completamento, e sapete l'effetto che il PNRR sta avendo nelle strutture comunali. Mentre rispondo subito sulla spesa per il programma 2024, che noi stimiamo essere in 4 milioni e 100, che si vanno ad aggiungere agli 8 milioni che annualmente la città di Vicenza investe tra amministrazione comunale e produttori culturali. Lascio la parola al Sindaco sulla domanda sulle infrastrutture. Sì, grazie Marco. Ma noi chiaramente abbiamo suddiviso le varie tipologie di infrastrutture sulle quali interveniamo. E solo per fare alcuni esempi, la riqualificazione del Teatro Olimpico, che peraltro gode di un contributo del Ministero proprio della Cultura, tramite la Soprintendenza di Verona, che darà 1.100.000 euro a sostegno della riqualificazione dell'antisismica, affiancata poi al recupero dell'Auditorium Canneti, chiuso da ormai almeno 10 anni, e a fianco a questo stiamo completando la parte dell'ala ottocentesca del Museo Civico Chiericati, che è a pochi passi qui dal Teatro Olimpico. Come molti sanno, tutti i fondi legati alla rigenerazione urbana sono legati a delle tempistiche serrate. Gran parte di questi investimenti verranno realizzati entro il 24, il termine ultimo in realtà della rigenerazione urbana è il 2026.
questo è il periodo di riferimento. Ci teniamo a dire che in tutto questo abbiamo realizzato, come accennato anche nella presentazione iniziale, l'acquisto di Palazzo Thiene, con il quale ci siamo interfacciati con il Ministero della Cultura. Abbiamo deciso di acquisire in proprio un bene che è patrimonio dell'umanità, bene UNESCO di Andrea Palladio e soprattutto simbolo della Banca Popolare di Vicenza, che purtroppo Vicenza non ha più. Grazie anche per la sintesi. Lascio la parola al professor Piperata. Sì, grazie Presidente, grazie a Vicenza per la candidatura e il dossier. Io ho soltanto una piccola curiosità legata al fatto che utilizzate come parola chiave della vostra candidatura la parola invenzione. La parola invenzione richiama molto quella di creatività e, se vogliamo, anche innovazione. Mi piacerebbe capire meglio tutta quella parte del dossier legata all'innovazione con riferimento sia alla parte tecnologica di quello che dovrà essere il supporto tecnologico poi a un eventuale titolo di città italiana della cultura, e anche mi piacerebbe capire se già c'è un po' di innovazione rispetto alla progettazione di quello che sarà il sistema di comunicazione, perché appunto, come voi sapete, una candidatura di questo tipo e un eventuale titolo andrà comunicato in un certo modo, anche perché voi presentate un programma estremamente ricco che battezza dei temi che poi dovranno essere sostenuti da una comunicazione di un certo tipo. Grazie. Grazie per la domanda. Nella prima parte risponderò io, nella seconda parte sul piano di comunicazione coinvolgeremo il nuovo direttore generale del Comune di Vicenza, che è anche responsabile della governance di candidatura. Come sapete, come avrete letto, a noi ci ha ispirato Palladio, che per noi è diventato un cursore ma non l'oggetto di questa candidatura. Per noi invenzione non è l'opera finale o il manufatto, ma quel processo creativo che porta ad un'opera, ad una realizzazione, ad un manufatto. Quindi in questo senso per noi diventa un processo culturale da condividere, una invenzione di comunità, e quindi un processo di comunità. E attorno a questo concetto di candidatura abbiamo cercato di richiamare tutte quelle invenzioni sociali, ambientali, tecnologiche di cui oggi abbiamo tanto bisogno per il contesto che viviamo. Relativamente alla domanda sull'innovazione tecnologica, sapete, volevamo fare un piano credibile e quindi non inventarci innovazioni tecnologiche troppo avulse da questo contesto. Allora abbiamo avuto la fortuna di costruire questo dossier insieme alle imprese, in particolar modo con 20 imprese abbiamo sottoscritto un accordo formale per aprire queste imprese nel 2024 e farle diventare dei luoghi culturali. Insieme a loro abbiamo condiviso la necessità di far emergere le invenzioni tecnologiche che questa città già dispone e che deve far emergere insieme ai suoi processi creativi. E questo da un lato. Dall'altro lato abbiamo intenzione di investire in innovazione tecnologica per una esposizione interattiva che faccia conoscere alle famiglie e ai bambini il piano di welfare culturale, quindi una esposizione interattiva che consentirà, grazie all'utilizzo della tecnologia, di scoprire la ricca offerta culturale che su questo territorio è già presente. Sul piano di comunicazione invece chiedo il coinvolgimento di Luca Milani, nuovo direttore generale del Comune di Vicenza. Buongiorno ai signori della Commissione. Allora, in termini di piano di comunicazione, quello che confidiamo di fare, qualora fossimo riconosciuti capitale della cultura, è strutturare un piano di comunicazione su due obiettivi fondamentali. Il primo, il rebranding della città, iniziato già con lo studio del logo di candidatura Vicenza 2024, finito non a caso sulla copertina del dossier,
in quanto espressione del concetto stesso di invenzione che il professor Piperata prima richiamava. Il secondo obiettivo è quello di predisporre e articolare e attuare un piano di promozione turistica integrata e quindi che fortemente coerente con il concept della candidatura, in maniera tale da aumentare il più possibile l'attrattività e quindi l'incoming verso Vicenza e tutto il suo territorio che ha partecipato alla definizione del dossier. Grazie e do la parola al dottor Mascheroni. Grazie Presidente e grazie al Comitato. Volevo insistere, se possibile, sul nodo della governance, cioè chi esattamente, concretamente gestirà l'attuazione del programma, se possibile. E seconda parte della domanda, insisterei ancora sulla quanta sia esattamente la quota di spesa per la gestione dell'organizzazione. Grazie. Ok, grazie dottore. Anche sulla struttura incaricata richiamerei in causa il direttore generale del Comune, perché la governance è molto articolata ancorché puntuale, quindi Luca Milani. Sulla struttura della governance, come avrete già avuto modo di esaminare leggendo il dossier, sono previsti vari livelli. Il livello a cui credo siate più interessati dal punto di vista dell'attuazione del progetto di candidatura ruota sicuramente intorno alla cabina di regia. La cabina di regia nasce dal lavoro fatto per lo sviluppo del dossier e quindi si pone in continuità rispetto a quel lavoro. Sarà un organo fondamentalmente interno alle strutture comunali, quindi coinvolgerà sia le strutture amministrative che le componenti politiche che hanno contribuito alla redazione del dossier, quindi si avvarrà del supporto di strutture comunali interne, si avvarrà altresì dell'apporto esterno delle altre componenti, i provveditori, il gruppo dei promotori che ricordo è presieduto dal Presidente della Provincia, a cui partecipano tutti i sindaci sostenitori della candidatura di Vicenza, e il nucleo dei produttori culturali, quindi tutti i soggetti economici, sociali, culturali del terzo settore che hanno partecipato alla definizione del dossier. Il tutto va a innestarsi in un contesto più ampio che contiamo di sviluppare strada facendo. Questo è un percorso che intendiamo intraprendere, che è quello della cornice, come l'abbiamo definita, della fondazione di comunità. Elemento distintivo di tutta questa struttura di governance è sicuramente il concetto di agency, quindi un'agenzia pubblica che sul modello degli enti strumentali che ad esempio qui nella nostra regione in Veneto sono particolarmente affermati nella gestione di alcuni processi amministrativi, contiamo di replicare anche per dare un'attuazione sicura ed efficace del progetto di candidatura. Parte invece... Sì. Prego. Sì, sulla seconda parte. Non volevamo eludere la seconda parte della domanda di Mascheroni sulla spesa in gestione. Non abbiamo previsto nel budget una spesa specifica per due motivi. La prima l'abbiamo inserita all'interno di ciascuna invenzione che noi andiamo a realizzare, perché ciascuna invenzione è già l'esito di una collaborazione tra più attori che dovranno cogestire quell'invenzione. E la seconda è che questo progetto per noi è un progetto davvero di comunità, dove andremo a definire in capo a chi saranno alcuni sforzi di carattere organizzativo. Va bene, chiaro, grazie. Dottoressa Mancini. Sì, buongiorno, grazie per la presentazione. Riprendo l'accenno che il dottor Milani ha fatto relativamente al coinvolgimento del terzo settore e poi alla creazione di una fondazione di comunità.
Coinvolgimento del terzo settore sicuramente per tutta la parte relativa alla progettazione, no, della candidatura e del dossier. Avremmo probabilmente piacere di saperne un po' di più e quanto questa partecipazione abbia poi portato a ideare la necessità o l'opportunità di una fondazione di comunità, considerando la ricchezza della vostra regione e della vostra provincia in termini di volontariato, penso al centro servizi del volontariato e quant'altro. Grazie. Sì, grazie per la domanda, poi lascerò anche al sindaco arricchire. C'è stato un forte coinvolgimento sia del terzo settore, chiamiamolo così, più sociale, ovviamente il terzo settore culturali, ma anche tutto quell'associazionismo che è fuori dal terzo settore, ma che per noi era una chiave interessante per l'operazione culturale trasformativa, cioè quella di far rileggere tutti dei contributori culturali. In questo senso c'è stata una forte disponibilità anche della diocesi e della pastorale a rileggersi come contributori culturali. Tutti questi soggetti hanno fatto parte di un tavolo, diciamo così, paritetico. Il terzo settore è stato coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato, quindi abbiamo anche coinvolto singolarmente alcuni pezzi di terzo settore che hanno dato un contributo anche alla realizzazione sia dei cantieri 2022-2023 sia alla realizzazione delle invenzioni. Ecco, questa è stata un'esperienza di comunità inedita per Vicenza, dobbiamo dirlo, quindi a noi interessava iniziare questo apprendimento, questa esperienza di collaborazione, questa idea di mettere insieme una fabbrica di comunità all'opera. Quando ci saranno le condizioni per creare anche un vestito, anche nella scia della guida che Assifero ha prodotto, ma anche nelle esperienze che abbiamo visto attorno al mondo Cariplo piuttosto che in alcune regioni italiane, lo decideremo successivamente e qua lascio al sindaco ulteriori specifiche. Ma devo dire che è stato un processo partecipativo molto vissuto. Tra le varie fabbriche di cui avete letto all'interno di questo dossier, una fabbrica che ha un ruolo fondamentale è quella dei legami. Uno dei termini, uno dei criteri stabiliti nel bando ministeriale c'era proprio il termine dell'inclusione. Quindi abbiamo voluto fare in modo che all'interno di questo progetto anche coloro che spesso sono fuori dal mondo culturale classico si sentano protagonisti, e questo grazie a una regia accorta, attenta e presente del Centro Servizi di Volontariato, che ci ha dato una grossissima mano unitamente alla diocesi, ma in tutto l'associazionismo del mondo del sociale, e ci metto anche l'associazionismo del mondo sportivo, perché anche lo sport, come tutti sappiamo, è portatore di valori, e quindi hanno partecipato alla costruzione delle invenzioni, hanno condiviso il percorso partecipativo e hanno concretizzato con una serie di idee che realizzeremo poi qualora diventassimo Capitale Italiana della Cultura 2024. Professoressa Catoni, prego. Grazie Presidente, grazie per la presentazione e per anche queste risposte che chiariscono molti dubbi. Io, diciamo, se doveste, dunque avete usato il termine invenzione in senso metaforico, come un modo di essere, un modo di vita, tant'è che lo riferite a Palladio, ma insomma quello che a me ancora non è chiaro è nel 2024 cosa a Vicenza sarà diverso, riposizionato rispetto a ciò che Vicenza è stata fino ad oggi, a parte questa, diciamo, cosa che scrivete in modo molto chiaro in questa parte del dossier molto preziosa a mio avviso sugli effetti del programma 2024, in cui fate anche vedere come intendete monitorare gli effetti del programma. E tuttavia da questo a me sembra che vogliate promuovere una consapevolezza, ma di cose che esistono già, se capisco bene. La seconda domanda riguarda appunto il monitoraggio.
vorrei capire in base a uno, cosa vi aspettate in termini di turismo industriale, così viene chiamato nel dossier, e poi questa stima che viene fatta di aumento in termini numerici dei visitatori nel settore museale civico. Vorrei sapere rispetto al punto di partenza, qual è oggi il punto di partenza? Grazie. Grazie per le due domande. Sulla prima aggiungerò qualcosa io, poi chiederò al professor Demo e anche al sindaco di integrare nell'ultima parte. E vi ricordo soltanto per correttezza, visto che le domande della professoressa Catoni sono domande importanti, che abbiamo a disposizione 10 minuti in totale, compresi i saluti. Assolutamente, saremo molto rapidi. Cosa sarà Vicenza di diverso? In realtà c'è già qualcosa che sta cambiando in questi mesi. Vicenza chiaramente ha un'offerta culturale già presente, ma c'è una scarsa collaborazione. Il nostro concetto di invenzioni è l'esito di un lavoro di collaborazione tra più soggetti culturali, tra imprese e produttori culturali, tra terzo settore e imprese. E pensate alla Vicenza che possa contare sul primo piano di welfare integrato in chiave culturale, che significato possa avere anche per le famiglie, ma anche per i produttori culturali stessi che si misureranno su questa costruzione sociale. E diciamocelo anche, c'è un'idea di collaborazione di territorio molto diversa. Io non sono vicentino, probabilmente lo sto diventando. L'idea di collaborazione tra alcuni comuni, solo per fare un esempio, tra Bassano e Vicenza, è una cosa trasformativa che qualcuno pensava non potesse accadere. Professor Demo. Sì, grazie. Per rispondere velocemente punterei appunto su qualcosa che ha appena detto il dottor Marcatili, cioè quello che è successo nel momento in cui si è incominciato a pensare alla candidatura è proprio che è partito un processo di trasformazione, di coordinamento all'interno della stessa provincia che in precedenza non c'era. In precedenza la città, il capoluogo e la provincia molto spesso tra di loro non interloquivano, soprattutto per ciò che concerneva l'ambito culturale. Il primo risultato che è stato ottenuto è quello di aver fatto diventare la provincia di Vicenza non una provincia con tanti campanili, ma una provincia che insieme può progettare per il 2024 qualcosa che fino adesso non si è mai realizzato. Rispondo velocemente anche alla questione del turismo industriale. Noi abbiamo ragionato molto su questo aspetto e abbiamo pensato che l'aspetto innovativo, quello di aprire le fabbriche, di far vedere le fabbriche come se fossero dei produttori culturali, e per poter attirare quel mondo turistico dei giovani che magari sono più interessati a vedere il processo creativo che sta alla base della creazione di tute antartiche, per fare un esempio, piuttosto che andare a vedere un edificio classico come la Basilica Palladiana. E noi ci aspettiamo che attraverso un turismo giovanile, attratto dal vedere come avvengono i processi creativi e le idee per produrre qualcosa di nuovo per il futuro, poi questi stessi giovani si appassionino alla classicità, a quello che la città offre attraverso la Basilica Palladiana, le ville palladiane, il teatro olimpico. Lascio la parola al sindaco. Grazie. Potevamo fare una candidatura basata su Andrea Palladio, sarebbe stata scontata probabilmente, quindi una candidatura che guardava al passato. Abbiamo voluto guardare al futuro, ai processi creativi e anche al rapporto della cultura con l'impresa, e le stesse aziende coinvolte sono dei musei veri e propri. Ci sono aziende, un esempio la Fabbrica Lenta, dove all'interno dell'azienda si lavora tra opere d'arte, e diventeranno luoghi visitabili, e quindi diventa un nuovo filone di turismo che è il turismo industriale. E quindi da questo punto di vista una assoluta novità in vista appunto futuristica. Un passaggio sui giovani. Spesso ci lamentiamo nel nostro paese che i giovani si allontanano, scappano, cercano alternative all'estero. Ecco, conoscendo il nostro territorio si può capire come i territori italiani, Vicenza ovviamente in questo caso, sia un territorio che dà offerta
lavorativa all'avanguardia anche per i nostri giovani per il futuro, per tenerli qui e non lasciarli andare via. Se possiamo solo un accenno sui numeri che la dottoressa potete farlo perché abbiamo 5 minuti, quindi sì, è importante perché c'è una seconda parte della domanda della professoressa Catoni. Grazie. Assolutamente. Noi partiamo, professoressa, da un livello abbastanza alto di crescita significativa negli ultimi anni, sia di visite ai musei, c'è stato un grandissimo lavoro di accessibilità ai musei civici in collaborazione con gli altri musei della città, ma anche di incremento di presenze. Abbiamo stimato che sui 380.000 arrivi all'anno che questa città può già contare in un periodo pre-Covid, insieme a tutti i produttori abbiamo stimato un incremento di almeno prudenziale del 30%. Sono flussi importanti che vanno gestiti e redistribuiti a livello di territorio, perché noi qui abbiamo una biodiversità di attrattori, lo diceva il professor Demo, le imprese, ma anche le città, ma anche i musei, e abbiamo che i posti letto per l'offerta ricettiva non è solo concentrata in città, ma in tutto il territorio. Quindi 100.000, 150.000 nuovi flussi possono essere gestiti attraverso un'offerta ricettiva già in crescita di 35-40.000 posti letto, e l'esperienza che Vicenza fa tutti gli anni con la fiera di Vicenza Oro, dove riesce a gestire 35.000 persone di picco, è un'esperienza che ci lascia insomma tranquilli sulla possibilità di poter gestire un flusso così importante. Bene, non so se il sindaco vuole avviarsi alla conclusione nei 2 minuti che ci restano. Prego sindaco, se ha qualche altro elemento da aggiungere, altrimenti noi vi ringraziamo per aver articolato con grande attenzione il dossier e aver risposto alle nostre domande. Io lascerei la parola al direttore artistico che gestisce il Teatro Olimpico, e nel salutarvi lascio la